Anche il Veneto ci gira intorno, l'RT ad un soffio dal passaggio automatico alla zona rossa. Venerdì è la giornata della valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In tutta Italia l'RT è alto. Sono 6 distretti scolastici veneti chiusi, a rischio altri 4, Pieve di Soligo, Padova, Bacchiglione, l'Ovest Veronese e Rovigo. Ad oggi non abbiamo certezza, certo è che siamo sul filo di rasoio rispetto ai numeri che si elaborano. Vi ricordo che il passaggio da zona gialla a zona arancione è RT1, arancione rossa RT 1,25. Noi siamo sul filo del rasoio come molte altre regioni, perché anche qui dicembre non abbiamo avuto questa evoluzione perché avevamo un altro parametro, ma vi ricordo che il livello di trasmissibilità di oggi è molto più aggressivo, è molto più aggressivo. Prova ne sia, se guardate la cartina dell'Italia, che voi spesso avete pubblicato, vedete che in 15 giorni siete partiti con 3 regioni colorate, adesso è tutta praticamente arancione e sta virando verso il rosso. Ormai è chiarito il nuovo piano vaccinale che suddivide i soggetti fragili dal procedere per corti anagrafiche, ultimate quelle degli ultraottantenni, si passa a quelle in progressione decrescente. E c'è la novità del protocollo vaccinale aziendale, che significa disporre una quota di vaccini per le aziende con organico numeroso che provvedono alla profilassi proprio con i medici aziendali. Le imprese saranno selezionate dalle associazioni di categoria. A questo punto, come si può dire, si crea un network dove queste realtà, rispettando un protocollo che noi diamo, diciamo, di vaccinazione, lo faranno autonomamente, cioè noi consegniamo il vaccino, dovranno avere un medico che sarà, che so, il medico del lavoro loro, piuttosto che un medico in pensione, un medico che insomma va in accordo con loro e praticheranno le vaccinazioni. Capite che noi stiamo mettendo in piedi una piattaforma a 360 gradi pensando e sperando che arrivino vaccini. Perché se arrivano vaccini, piuttosto che stiano in magazzino, preferiamo darli all'industria di turno, ai commercianti, piuttosto anche ai sindacati. Ecco. Certo è che l'appello che faccio veramente col cuore in mano al governo è di quello, se ci sono misure che vengono ritenute dalla comunità scientifica necessarie, ci siano le risorse. Perché noi abbiamo 60.000 disoccupati, aziende che non apriranno più, tireranno più su la serranda, abbiamo difficoltà ed è giusto che si riconoscano queste difficoltà.